Altre osservazioni all'annuncio dei migliori vini che si sono classificati nell'ambito delle valutazioni e che hanno raggiunto o superato la famosa soglia critica dei 90 punti. Ha qualche cosa di concreto, che ha un senso, che ha un valore importante per la regione. Sembra molto interessante questa coniugazione. Io mi muovo nel territorio, gusto il vino e faccio turismo, osservo il paesaggio e vivo la bellezza del Friuli Venezia Giulia. Sicuramente questo documento servirà proprio a questo, a fruire, diciamo così, mettere in condizione il turista di poter scegliere il prodotto, la località e strada facendo anche poter interagire con tutte le altre bellezze, le località turistiche e i beni paesaggistici ed ambientali della nostra regione. È fatta proprio per questo. Matteo Lovo è il presidente dell'Asso Enologi del Friuli Venezia Giulia. Che cosa significa questa manifestazione per voi? Beh, Vinitaly è la manifestazione più importante del mondo del vino in Italia, ragion per cui appunto è fulcro di affari e fulcro di immagine per la nostra regione, per il mondo del vino italiano. Si può dire che la Ribolla Gialla è il cavallo di battaglia della regione Friuli Venezia Giulia? Beh, non lo è da oggi, lo è già da tempo. Sicuramente la Ribolla Gialla è una varietà che desta moltissimo interesse nel consumatore e la stiamo alimentando questo interesse nel modo giusto, in modo compatto, grazie all'ERSA, grazie a questo stand, quindi promuovere la Ribolla Gialla è una cosa essenziale per il nostro comparto. Per i non addetti ai lavori, l'Asso Enologi che cosa rappresenta? L'Asso Enologi è l'associazione degli enologi ed enotecnici italiani, che è l'associazione appunto di coloro che in qualche modo il vino lo producono, lo fanno, lo sorvegliano e lo custodiscono, quindi è l'associazione più importante dei tecnici del mondo del vino. E mi piace il termine che lei ha usato, lo sorvegliano. Sorveglianza e custodia, nel senso che alla fine appunto per noi enologi il vino è come un figlio, è in qualche modo la cosa più importante che abbiamo, è la produzione fiore all'occhiello della nostra agricoltura, ragion per cui appunto necessita di queste cure ed attenzioni. Qual è la difficoltà più propria che si trova di fronte a un enologo, assaggiatore? Ma direi che se grazie ad un'associazione, grazie alle scuole, grazie all'università, il tecnico oggi ha grande professionalità e grande preparazione, la difficoltà più grande che ritengo essere evidente è quella della promozione fondamentalmente, quindi l'enologo ha pieno diritto, ha pieno il compito di poi promuovere anche il vino perché lo conosce da dentro e da tutto ciò che è appunto il comparto della produzione, quindi ecco questo è un pochettino il fulcro, la situazione, il momento più delicato fondamentalmente della vita di un tecnico. Grazie, buon lavoro. Altrettanto, grazie. Grazie.